Sul futuro delle grandi navi a Venezia non esistono studi di fattibilità approfonditi. La denuncia arriva da un gruppo di consiglieri comunali. Intanto ieri il ritorno della MSC Opera. I malumori nella Lega Veneta dopo le ultime decisioni di Matteo Salvini sui vertici del Carroccio a Via Belleri. I vertici negano manovre di Salvini, contro Zaia molti silenzi ma anche imbarazzi e c'è chi nella base leghista teme il peggio. Sequestrato dai carabinieri a Fossò un terreno agricolo di 5.000 metri quadrati vicino ad un laboratorio di calzature, era utilizzato abusivamente per scaricare e bruciare scarti di lavorazione. Il caso della coppia di ottantenni sfrattati dalla loro villetta di Tessera ha trovato una sistemazione per i loro 19 cani del comune di Venezia, fanno sapere che del caso si sono già occupati i servizi sociali. Nel pomeriggio a Mestre la protesta di genitori, bambini e insegnanti dell'istituto Querini contro il progetto del comune che prevede la costruzione di un nuovo asilo proprio nel giardino della loro scuola. Adunata triveneta degli alpini a Tolmezzo, ieri la sfilata delle penne nere, record di ascolti su Antenna 3 per la lunga diretta, oltre 30.000 persone arrivate nel cuore della Cagna per vedere sfilare gli alpini. Basket, la Reyer fiora il colpaccio in una gara 4 combattutissima a Sassari nella corsa allo scudetto, ora le due squadre hanno 2 successi a testa, prossimo appuntamento al Tagliercio. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la questione grandi navi dopo la discussione che si è fatta ancora più accesa in seguito alle parole del ministro Toninelli la scorsa settimana in Laguna. E adesso arriva la denuncia dei consiglieri comunali Scarpa e Serena che dicono sul futuro delle grandi navi a Venezia non esistono studi di fattibilità approfonditi e spiegano perché diverse delle proposte sul tavolo non appaiono praticabili. Fattibilità, costi, conseguenze dei vari progetti che si susseguono nell'infuocato dibattito sul futuro della croceristica a Venezia non sono chiari, secondo il consigliere comunale del gruppo misto Renzo Scarpa, mentre la MSC Costa fa il suo rientro in laguna con lo scafo che mostra ancora i segni dell'incidente di 2 settimane fa nel canale della Giudecca. La soluzione sulle grandi navi a Venezia appare ancora lontana perché a mancare sono gli stessi presupposti, a partire, secondo Scarpa, dall'inquinamento che verrebbe prodotto dalla deviazione delle navi a Marghera, non più entrando dalla bocca di porto del Lido ma da quella di Malamocco, attraversando poi il canale dei Petroli e quindi aumentando il percorso da 12 a 23 chilometri. Praticamente il doppio, calcolando che sono 500 navi e che i percorsi sono doppi, uno in entrata e uno in uscita, noi abbiamo calcolato, basta fare una moltiplicazione, la bellezza di 23.000 chilometri nave, ai quali si aggiungono quelli percorsi dai rimorchiatori quando verrà stabilito il percorso che faranno. Anche l'ipotesi di deviazione immediata sul canale Vittorio Emanuele III non è percorribile da subito, non solo perché nel corso degli anni il canale si è interrato e occorrerebbe scavarlo per renderlo più profondo e allargarlo almeno del 50%, ma soprattutto per i tanti impianti di servizi a rete che lo incrociano. Enel che ha un cavo di alimentazione per l'energia elettrica, Terna che ha a sua volta un cavo di energia elettrica che alimenta la cabina della Giudecca e Snam che ha delle condotte del gas. Insomma, secondo i consiglieri del gruppo misto si parla troppo spesso senza cognizione di causa. Non hanno ancora studiato le varie problematiche, non si sanno, e ribadisco ancora una volta, quali sono i costi, quante tonnellate sono da portare via, che tipologia di inquinamento. Non per ultima, incognita acqua alta. Quanto inciderebbe l'allargamento e l'approfondimento del canale Vittorio Emanuele III? Oltretutto una decisione sulle grandi navi Cafarsetti l'ha già presa nel 2012. Nel PAT, nel piano di assetto del territorio, il Consiglio Comunale ha scritto che le navi incompatibili con la laguna devono uscire dalla laguna. La politica con lo scontro interno alla Lega, con il Veneto che si sente tradito da Salvini dopo le ultime decisioni a Via Bellerio e la sensazione che il leader federale si senta messo in pericolo dalla figura di Luca Zaia, un malumore molto forte anche se negato da più parti, molti i no comment, anche se una parte della base leghista si fa sentire.
È assolutamente impensabile che non ci sia Zaia, come è assolutamente impensabile in questo momento che non ci sia Salvini. Salvini non cerca di schiacciare Zaia. No, io sono assolutamente perché spaventato da Zaia. Sono assolutamente convinto che non è così. Il mantra da giorni è sempre lo stesso, nessun problema, nessuna rottura. Lo spettro di una situazione del genere, proprio in un momento in cui la Lega è padrona e non più solo in Veneto, è troppo forte per lasciarsi andare a commenti poco in linea con l'ortodossia. Ma chi conosce i sotterranei del Carroccio sa che le ultime sberle prese dalla Liga direttamente da Via Bellerio, dal direttivo a trazione lombarda, lo sgambetto verso Nicola Finco non più papabile per la guida veneta del partito, sono state poco digerite. E lo scenario si ripete, quel governatore più amato d'Italia e la sua figura che darebbe fastidio a uno che il proscenio lo vuole per sé. Un Salvini versione mitologico Saturno che cerca di divorare il figlio Zeus per non farsi detronizzare. Nonostante le bocche restino blindate tra molti, c'è chi parla concretamente dei timori. Sono iscritto in Lega dal 91 e quindi le ho viste tutte, siamo tornati al 3% molte volte. I problemi sono nati con Comencini in Veneto, sono nati con Flavio Tosi in Veneto e non vorrei mai si arrivasse al tris. Con chi? Con chi non lo so, ad ogni modo in questo momento Zaia non penso abbia nessuna intenzione di rompere, anzi, però quello che ribadisco è che sta chiedendo con forza l'autonomia al Veneto e ai veneti che se la meritano. La Liga Veneta, la Lega Nord hanno una storia, la storia è partita dal Veneto, questa storia deve essere rispettata a tutti i livelli. Non so come precedentemente si sia parlato di altre persone da essere inserite in quel contesto, diciamo, di segreteria politica di Salvini, quindi non so nemmeno da cosa nasca questo, ma non vedo assolutamente una rottura che sarebbe drammatica. Il popolo leghista cerca di compattarsi, chi parlando di interventi esterni. Ciclicamente questi temi tornano sempre fuori quando la Lega è in un buon periodo. È chiaro che qualcuno sta provando a dividere. Chi ricordando la democrazia interna al partito. Lo trovo una dialettica assolutamente normale, il dato politico più importante è che Matteo Salvini al federale ha detto che una delle priorità è l'autonomia. Salvini sta facendo abbastanza per l'autonomia? Secondo me dovrebbe fare molto di più. Il punto resta sempre quello, l'autonomia voluta da Zaia ma che non sembra così fondamentale evidentemente a tutti. E poi la questione delle divisioni interne. Se noi ci fossimo presentati da Matteo Salvini con le idee chiare e senza tante divisioni interne, credo che sarebbe stato tutto più facile anche per Matteo Salvini. Insomma, la pentola è ben più che bollente, uno scenario nel quale il futuro commissario, magari proprio il Mario Conte in rampa di lancio, avrà un compito preciso. Dovrà garantire Luca Zaia perché sarà il prossimo grande obiettivo che noi abbiamo, che è quello della riconquista del Veneto, per dare continuità proprio all'azione di Luca Zaia. La cronaca: sono ancora ricoverati in ospedale i 3 bambini di 6, 5 e 14 anni rimasti gravemente feriti nel tragico schianto di sabato pomeriggio lungo la Triestina Tessera all'altezza della curva Montiron. Un impatto tremendo tra l'auto sulla quale i bambini viaggiavano con i genitori dei 2 più piccoli e un autobus di linea. Nell'impatto hanno perso la vita il padre Andrei Boaghe, 35 anni, e la figlia Anna Maria di 12, residenti a Mirano. In ospedale stanno lottando tra la vita e la morte uno dei figli della vittima di 5 anni e la cugina di 14, l'altra sorellina di 6 è ricoverata a Treviso. Ferita anche la moglie di Boaghe di 37 anni, ancora da chiarire cosa sia accaduto, quali siano state le cause dello scontro. Un nigeriano con permesso di soggiorno per asilo politico è stato arrestato per droga dalla polizia ferroviaria di Mestre. È stato notato da una pattuglia della Polfer mentre si aggirava con fare guardingo per la stazione di Mestre stringendo uno zainetto. Insospettiti dal suo nervosismo e dal tentativo di evitare un possibile accertamento, gli agenti hanno fermato un 22enne di origine nigeriana con regolare permesso di soggiorno per asilo politico, al quale è stato chiesto di mostrare il contenuto dello zaino, nel quale si scorgeva un grosso involucro di nylon fare capolino tra i vestiti. Dentro l'involucro è stato in effetti trovato poco più di 1 chilo di marijuana. Dichiarato in stato di arresto, il giovane ha raccontato di essere partito da Roma a bordo di un treno Frecciarossa e di essere arrivato a Mestre probabilmente con l'intento di spacciare la sostanza illecita nell'Interland veneziano.
I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Venezia hanno posto sotto sequestro un terreno agricolo di circa 5.000 metri quadrati adiacente ad un laboratorio di calzature nella zona di Fossò, utilizzato abusivamente per scaricare e bruciare scarti di lavorazione dell'azienda di produzione. Alcuni residenti avevano più volte notato fumo e avvertito odori acri, specialmente di notte. Il terreno è stato sottoposto a campionamento per accertare lo stato di inquinamento. Il proprietario dell'area è stato deferito per combustione illecita di rifiuti. E torniamo ora ad occuparci della vicenda della coppia di 80enni sfrattati dalla loro villetta di Tessera. Trovata una sistemazione per i 19 cani della coppia. Dal Comune di Venezia fanno intanto sapere che del caso si sono occupati i servizi sociali. Pur rimasti senza una casa dopo lo sfratto dalla loro villetta di Tessera, il pensiero di Adriana Guerra e del marito Paolo Zanon sembrava essere tutto per loro, gli adorati cani di cui i 2 ottantenni si prendono cura da tanti anni. Ben 19, costretti in un furgone, una volta lasciata la villetta con giardino dei proprietari, che ora hanno trovato ospitalità al rifugio di Mamma Rosa di Marano di Mira. Non abbiamo fatto altro che spalancare le porte, perché quando ci sono delle situazioni di difficoltà bisogna intervenire subito, e allora sono arrivati appunto alla casa degli animali lì a Marano da noi, e i nostri volontari li hanno accolti. Sono subito accorti che i cani erano anche in stati di stress, perché sopportando il caldo c'erano dei cani che avevano dei colpi di calore, dei cani che hanno avuto bisogno subito di soccorso. Uno purtroppo non ce l'ha fatta, è arrivato proprio quando sono arrivati da noi, era già morto, e gli altri però li abbiamo soccorsi, adesso stanno bene. Quella del rifugio Mamma Rosa è stata una soluzione d'emergenza, è questione di ore prima che i cani vengano presi in consegna dall'ULSS. Non è certo passata inosservata comunque la storia di Adriana e Paolo, che a 80 anni, al termine di un percorso giudiziario con una banca, hanno subito uno sfratto esecutivo dalla casa per cui avevano acceso un mutuo a tasso variabile aumentato al di là delle loro possibilità, e non erano neanche mancati gli spunti polemici. Dal Comune di Venezia però fanno sapere che l'amministrazione comunale sta seguendo il caso, pronto a supportare la coppia nella ricerca di una nuova abitazione. Sempre dal Comune fanno sapere che non ci sarebbero particolari difficoltà di natura economica, e Paolo Zanon era stato contattato dagli uffici dei servizi sociali per un appuntamento che è stato declinato. Manifestazione di protesta per difendere il giardino dell'Istituto Querini a Mestre. Il Comune ha infatti progettato di utilizzare l'area verde per costruirci un asilo. I lavori dovrebbero partire già a luglio. Ci piantiamo in giardino è lo slogan scelto per dimostrare con colori, disegni, striscioni la battaglia che genitori, bambini e insegnanti dell'Istituto Querini di via Catalani a Mestre intendono condurre contro il progetto del Comune che prevede la costruzione di un nuovo asilo proprio nel giardino della loro scuola. Vorremmo non fare polemica, vorremmo un dialogo, stiamo aspettando un dialogo, e vorremmo fare una domanda direttamente al sindaco. Che si spogliasse per un momento della sua veste di sindaco e rientrasse nei suoi panni di padre di famiglia, buon padre di famiglia quale sicuramente è, e si medesimasse in noi, di trovarci una scuola con un meraviglioso giardino per i bambini, e l'anno prossimo tutto questo non ci sarà più. Nel corso degli anni la scuola è diventata per certi versi il centro, il punto d'incontro, di riferimento di una piccola comunità che si è vista arrivare come un fulmine a ciel sereno un progetto che non condivide e per il quale sono convinti esistano delle alternative. Noi genitori dell'Istituto Querini siamo un gruppo molto coeso, molto attivo per la scuola, sempre e comunque. Facciamo feste, raccogliamo fondi, compriamo del materiale per le scuole, tutto questo per il bene dei nostri bambini. Abbiamo preso il Leone d'Argento per la mia scuola, va in classe A, e vorremmo rimanerci. Abbiamo fatto molte segnalazioni negli anni per difficoltà delle strade, degli ingressi, mancanza di parcheggio, e non siamo stati ascoltati. Però all'improvviso invece qualche decisione è stata presa. Vogliamo sentire qualcuno. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco.
Rieccoci in diretta con le notizie da Venezia e provincia. Rivediamo le immagini dell'adunata triveneta degli alpini lo scorso fine settimana a Tolmezzo, un'adunata che vi abbiamo raccontato minuto per minuto. Oltre 30.000 persone sono arrivate nel cuore della Carnia per vedere sfilare 18.000 penne nere da tutto il nord-est. E allora voi di questi storici battaglioni e reggimenti, allora voi che della Carnia siete le braccia e siete anche la mente, allora voi stringetevi sotto e ricordate a tutti che questa è una terra fedele e generosa, che questa è la terra degli alpini d'Italia. Sta in questa frase, in questo striscione, l'essenza dell'adunata triveneta degli alpini di Tolmezzo. Oltre 18.000 le penne nere che hanno sfilato nella mattinata di ieri dopo 3 giorni di emozioni per le tante generazioni che qui hanno vissuto la loro giovinezza militare. Una vera e propria invasione pacifica che secondo le autorità ha superato le 30.000 presenze tra protagonisti e familiari assiepiati lungo tutto lo sfilamento ad applaudire non solo i propri carri o le proprie sezioni, ma tutti i gruppi indistintamente, dall'Alto Adige fino ai confini giuliano-dalmati, con quella sezione di Venezia che raggruppa anche gli alpini di Fiume, Pola e Zara. Raccolgono le testimonianze dei gruppi di Fiume, di Zara, di Pola, conservano la storia dei nostri italiani esuli e maltrattati e bistrattati, conservano le nostre rivendicazioni che oggi non sono rivendicazioni di territorio, ma sono semplicemente l'affermazione e il riconoscimento della nostra cultura. E chi per 1000 motivi non è potuto essere fisicamente tra queste vie e queste piazze ha comunque voluto partecipare alla sfilata grazie alla diretta delle reti del gruppo Media Nord-Est. E sono stati davvero tanti che ci hanno seguito con un record d'ascolti sia per la diretta della mattina che per le repliche serali. E se lo sfilamento più lungo è stato per le penne nere friulane, non meno massiccia è stata la presenza delle sezioni della Marca, forse quelle che maggiormente hanno vissuto in città la 3 giorni triveneta, occupando quella caserma Cantore dalla quale anche oggi qualcuno ha fatto fatica a staccarsi. Una adunata che passerà alla storia per 2 motivi. Per primo il ricordo che il sacrificio in prima linea nella Grande Guerra è stato anche femminile, con quelle portatrici carniche che hanno sfilato nella divisa d'epoca rosso scuro, rappresentate da Maria Plotzner-Mentil, unica donna a cui è stato dedicato un presidio militare e non a caso l'allora caserma degli Alpini di Paluzza. Ma Tolmezzo 2019 sarà anche l'adunata della caserma riaperta, dove in tanti, alcuni a distanza di oltre mezzo secolo, hanno potuto riassaporare per 3 giorni quella sottile ebbrezza che li ha riportati alla loro, seppur in grigio-verde, spensierata giovinezza. Appello della Presidente dell'Avis Comunale di Venezia, siamo in calo, c'è bisogno di donatori e per promuovere la donazione si è tenuta una regata tra le scuole a Pellestrina. È arrivata l'edizione del decennale e oltre la regata delle scuole a Pellestrina. Centinaia di bambini e ragazzi delle scuole dell'isola sono stati protagonisti ai remi. Sono stati coinvolti anche i loro genitori, nonché docenti e personale didattico, oltre a numerosi soci della remiera. C'è bisogno di sangue e nuovi donatori. Questo è l'appello degli organizzatori della giornata di sensibilizzazione. Le donazioni purtroppo sono ancora in calo. È il 5º anno consecutivo che collaboriamo e rinnoviamo di nuovo l'appello a donare sangue e plasma e ringraziamo veramente di cuore i pellestrinotti perché sono generosissimi. Qui ci auguriamo che questa iniziativa della regata delle scuole possa continuare per altri 10 anni e sempre avendo un numero maggiore di partecipanti, perché è un'educazione non allo sport in generale ma allo sport tradizionale delle nostre isole. Un ringraziamento di cuore a tutte le persone, i volontari che si sono attivati per realizzare questo magnifico evento che porta avanti le tradizioni dell'isola di Pellestrina e di San Pietro in Volta. Un arrivederci, a presto, alla prossima regata. Siamo allo sport, basket, la Reyer sfiora il colpaccio in una gara a 4 combattutissima a Sassari nella corsa allo scudetto. Ora le 2 squadre hanno 2 successi a testa, prossimo appuntamento al Tagliercio.
Non sono mancate né lo spettacolo né le emozioni sul parquet di Sassari, dove la sfida tra Reyer e Dinamo ha vissuto fasi molto diverse. L'aggressività dei padroni di casa, arrivati a più 16, e la rimonta degli Orogranata, che ha fatto sperare in un clamoroso ribaltamento, prima della zampata finale con cui Sassari ha portato la serie sul 2-2. Sassari è stata brava a vincere, noi in una partita così equilibrata, lo dico senza polemica, ma per analizzare proprio i dati, 40 tiri liberi a 18 in una partita punto a punto, voglio dire, incidono, poi le valutazioni le fate voi. Con questo, ripeto, lo dico senza polemica, senza togliere meriti a Sassari, anche se l'abbiamo portata su un terreno che le è congeniale, ovvero quello del correre e tanti punti segnati. Questo sicuramente sarà una cosa che a casa nostra cercheremo di limitare. Ora si ritorna al Taliercio per la gara 5, ma almeno una gara 6 a questo punto è inevitabile. Coach De Raffaele, qualche sassolino dalla scarpa non può fare a meno di toglierselo. Una partita che alla fine è stata decisa da piccoli episodi e questo dato che incide in un risultato così punto a punto, ma non toglie meriti a nessuno, non voglio fare polemiche, non voglio si lamenta, per l'amor di Dio. Se no qui si fa tutte le storie solite italiane che non si può dire niente, si può dire senza odiarsi, uno lo dice, quell'altro è bello e fatto, complimenti a Sassari e si fa la prossima partita perché alla fine è una partita di pallacanestro. Sarà il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, l'ospite questa sera di 20:10. Insieme a lui si parlerà di grandi navi e dell'ipotesi di far passare le navi da crociera proprio per Chioggia. E poi a seguire alle 21:15 torna l'attualità politica con Ring, in studio Gian Antonio D'Are della Lega, Sara Moretto del Partito Democratico e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. È davvero tutto con l'edizione veneziana, ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sulle nostre regioni, martedì 18 giugno sarà un'ennesima giornata con il bel tempo e il caldo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Al pomeriggio sarà possibile qualche temporale sui monti. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 28 e 32 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, sarà infatti una giornata soleggiata con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche occasionale acquazzone sui rilievi a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà il bel tempo a dominare, infatti sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, ma dalle ore pomeridiane non si esclude qualche piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime comprese invece tra 32 e 33 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.